Top 7 feste veneziane. Benvenuti in questo nuovo video. Dalle origini i veneziani, ricchi e poveri, nobili o umili, sono stati uniti da alcune feste per ricordare loro che erano parte di un popolo molto più ampio e variegato di quello attuale. Di seguito faremo un breve elenco delle più importanti viste da un veneziano. La prima è il Carnevale, la festa veneziana più conosciuta al mondo. La prima attestazione del Carnevale è del 1094 e la sua durata venne regolata dal Senato della Repubblica solo nel 1296. I festeggiamenti iniziavano ad ottobre e finivano in Quaresima, con una pausa per Natale. Nel Settecento il Carnevale di Venezia divenne famoso in tutto il mondo. Con la caduta della Repubblica nel 1796 venne dimenticato e solo intorno al 1979 si fece rivivere e venne festeggiato dai soli veneziani. Ora vi sono feste private sfarzose. Molti bar dissettano la bramosia alcolica delle centinaia di migliaia di turisti che intasano le cali della città con una maschera da 2 euro, mentre i veneziani vanno in vacanza fuori città. Fortunatamente il moderno carnevale a Venezia dura circa 5 settimane e la massima affluenza è negli ultimi 2 weekend. 2. La giornata del boccolo, il 25 aprile. Per i veneziani è il giorno degli innamorati. È tradizione che si offra al proprio amore un bocciolo in rosa rossa. Per chi se lo può permettere può fare anche mazzi a multipli di 3. La tradizione risale alle crociate, quando un giovane dovette partire per Gerusalemme in modo che il padre della ragazza gli concedesse la mano della figlia. Essa, prima di partire, gli donò un bocciolo di rosa bianca, in segno di fedeltà e amore, che il giovane macchiò di rosso con il suo sangue, morendo per una freccia ai piedi del muro di Gerusalemme, un vero ingrato. Lo stesso giorno è anche la festa di San Marco. Festa della Sensa o sposalizio del mare. La festa è un'antica cerimonia durante la quale viene celebrato il matrimonio tra Venezia e il mare. Questa festa risale all'anno 1000, ovvero quando il doge Pietro II Orseolo salvò la popolazione dalmata minacciata dalla popolazione slave. In quel momento la Dalmazia divenne parte dei domini veneziani e così iniziò la storia di potenza marittima di Venezia. La cerimonia prevedeva che il doge montasse a bordo del Bucintoro e una volta raggiunto il lido lanciasse in mare un anello, pronunciando la formula «Ti sposiamo, mare nostro», in segno di vero e perpetuo dominio. La festa attuale prevede una coloratissima processione marittima a cui partecipano tutte le società remiere e i privati cittadini, ma solo a bordi di barca a remi. Alla fine ha luogo una regata. 4. Redentore. Il sabato della terza domenica di luglio ha luogo la festa del Redentore. Il bacino di San Marco e il canale della Giudecca si riempiono di barche addobbate con festoni. I veneziani aspettano i fuochi d'artificio di mezzanotte e nell'attesa si mangia e si beve, sia in barca che con i tavoli imbanditi sulle rive. L'origine della festa risale al 1577, quando con la fine della pandemia il Senato della Repubblica decise di commemorarla ogni terza domenica di luglio con la costruzione di un tempio, la Chiesa del Redentore, progettata da Andrea Palladio, e il ponte votivo che collega Venezia alla Giudecca. 5. Regata storica. Evento più importante per il popolo del Remo, si svolge la prima domenica di settembre. Si tratta di un corteo di barche storiche che si svolge lungo il Canal Grande, il quale rende idealmente omaggio al ritorno di Caterina Cornaro, regina di Cipro a Venezia nel 1489. Ne abbiamo parlato sul video di Asolo che vi linko in alto a destra. Regina che aveva abdicato al suo regno a favore della Repubblica di Venezia. Dopo il corteo ci sono vari tipi di regate. I turisti preferiscono il corteo storico, i veneziani il secondo evento. 6. San Martino. Forse una delle feste più sentite, in particolare dai veneziani più piccoli. In occasione della ricorrenza del santo, l'11 novembre, i bambini si aggirano per i negozi della città battendo, ovvero suonando strumenti improvvisati, vecchie pentole e cantando la canzoncina di San Martino. I negozianti concedono in cambio dolci o soldini.
Nelle pasticcerie si trova il dolce di San Martino, in genere di pasta frolla e variamente decorato con dolci e cioccolatini. Ho fatto un bel video che ne parla che vi linko in alto a destra. 7. Festa della Madonna della Salute, probabilmente la più sentita dai veneziani. Si festeggia il 21 novembre con una processione verso la chiesa per accendere una candela alla Madonna della Salute. Si celebra dal 1630, ovvero la fine di una terribile pestilenza. Piatto tipico della festa è la castradina, zuppa di verza e carne della coscia di un montone castrato, carne che viene speziata, affumicata e quindi stagionata e cotta per 2 giorni. La tradizione e la storia raccontano che durante la pestinenza la carne della castradina era l'unica che si potesse consumare per la sua lavorazione e stagionatura che poteva passare il periodo di quarantena. Spero che il video vi sia piaciuto. Queste sono le feste ancora in voga. Se volete posso parlarvi delle feste e delle loro origini che ora non si fanno più. Fatemelo sapere nei commenti. San Martin sei in soffitta a trovare a sono vissa noghegera, San Martin col cuo partera. Vi ricordo che con l'anno nuovo abbiamo attivato gli abbonamenti a 5 euro al mese. Questo perché se volete potete offrirmi un paio di caffè in più. Avete un canale Telegram dedicato in cui possiamo parlare insieme tutti di Venezia e scambiarci delle opinioni e magari anche metterci d'accordo per un caffè. Sta a voi, è totalmente facoltativo e potete staccarvi quando volete. Grazie. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate io prenderò una piccola percentuale. In più se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!